Continuano i controlli verso chi ha un reddito di cittadinanza da parte delle forze dell'ordine. I carabinieri di Sciacca hanno denunciato 9 persone. Nella mattinata di ieri, a conclusione di un'articolata attività di indagine finalizzata al contrasto dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza, i carabinieri della stazione di Sciacca hanno denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica ben 9 cittadini italiani, tutti residenti nella città delle Terme. I soggetti denunziati sono ritenuti responsabili, in concorso con i rispettivi familiari, di indebita percezione del reddito di cittadinanza, in quanto hanno omesso di comunicare all'INPS di essere sottoposti a misure cautelari personali, continuando quindi a percepire il sussidio in maniera illecita. Il danno economico, affermano i carabinieri di Sciacca, è stato quantificato in circa 80.000 euro che gli interessati dovranno restituire. I soggetti sono stati inoltre segnalati alle competenti autorità per la sospensione immediata del beneficio. Tra i denunciati vi sono anche soggetti che erano sottoposti agli arresti domiciliari.